La malattia sono 5 anni. Dicono che sta meglio, ma che lo sa. C'ha 42 anni. Salvatore Meloni, pastore di Villa Puzzu, pascolava le sue pecore sul confine col poligono di Quirra. Lo aiutava il figlio Gianni, di 42 anni, prima di ammalarsi di una leucemia rara, che non trova precedenti in famiglia e che di solito non colpisce persone della sua età. Ricoverato a lungo a Roma, è deceduto un mese dopo che suo padre ci ha rilasciato queste dichiarazioni. Si è messo a lavare qui per andare a fare gli analisi. Mamma, mi sento male. Tac. Se ne va a Cagliari. Va a Cagliari prima a Moravere l'hanno fermata di non viaggiare perché le faceva male l'aereo, invece è stato tutta una cosa, un macello. E sono così io quando, dopo che mio figlio era malato, io scendevo nella nostra proprietà e io scendevo lì col bestiame. C'era una puzza a distanza, la distanza era da quelle macchine, non più dove passavo, ma non si poteva restare. Puzza di cosa, scusa? Ah, boh, una puzza bruttissima.